Invece il Newcastle ha battuto il Chelsea di Mourinho e noi siamo in grado di collegarci con Londra, con José Mourinho. Buonasera mister! Buonasera. Buonasera a tutti. Gigi, vedo che ti piace girare il dito nella piatola, va bene, ok. Vedo che nel vostro parterre, come dice il mio fruttarolo, quante patate. E per stare in tema di Halloween, quella che è la modella, vi porta anche le sucche. Bene, allora, saluto. Mister, moderi termini. Oh. Siamo ancora in fascia protetta. Mister, la prego. Zucca si può dire zucca, no? Ti piace mia tortè con la zucca? Sì, siamo in periodo però. Siamo in periodo. Siamo in periodo, allora si può dire, no? Vero, Gianni, hai la maglia da consegnare? Una maglia importante, molto importante. Quella di Maietta, tra pochissimo. La maglietta di Maietta, anche le braghette di Braghetta, anche le braghette di Braghetta, anche il calzettone di Calzettonio. Con Romulo come faremo dopo? Gli darai le braghette di Remulo. Va bene. Va bene, volevo fare una domanda al signore qua. Sì, prego mister. Davide. Ma ho visto che i giocatori del rugby è bei diciamo, inquartati, no? Come si dice? Sì, termine tecnico, esatto. Bei piantati. Ma li tiri su a Lugane, che? Prima ho visto che hanno fatto i primi piani e tutti un po' sacagnè, però... Sì. Però io so che c'è molto fair play, no? Si dice, molto, diciamo, terzo tempo, a differenza sì. di calcio che dopo... insomma si dice su, fai briga, invece come si dice noi in Portogallo quando ti pesta i piedi sull'autobus ti viene a dire quella che ti cagà, no? E io non direi mai niente di male a quelli di rugby, anche perché ho visto inquadrato uno prima che se ti dà un sciafotto fa vedere le 4 stagioni. Sì. Come è bello fare l'amore dai Chelsea in giù. Tu lo puoi fare. Vabbè, insomma, grazie a Mourinho, noi ricordiamo... Io bevo un goccetto di birra. Facciamo la maxi premuta. Diciamo che io sono stata fortunata anche perché non sembro del tutto italiana, potrei benissimo camuffarmi come una brasiliana o colombiana, quindi, quindi posso benissimo, diciamo, sembrare anch'io straniera. Mourinho si è emozionato. Ho appena detto a Pablo Tarocco, non esagerare con le immagini. Fanno apposta. Io stavo ridendo perché un difensore della Roma ha fatto un liscio. Io ho notato una cosa di queste foto, si vedeva la targhetta della marca, un pochettino, però no, comunque molto, molto belle, infatti a quest'ora qua io un po' noi diciamo scalmane. Poi ho fatto una sitcom con Enzo Salvi a Comedy Central, La Cena dei Cretini, e nelle mie esperienze c'è... No, perché l'ho visto fare l'aperitivo dei deficienti. Allora... Da Londra, José Mourinho. Sì, adesso l'è finita sta negna. Sì, adesso in mocca lì. Beppe Bifido, i suoi parrucchieri. Ciao Beppe, grazie. Ciao a tutti.